A ridosso della strada tra Cadolfina, in comune di Cavalzere, e Chioggia, Cabianca, si trovano i resti dell'antica torre di Bebe. Ci troviamo a 300 metri a sinistra del fiume Gorzone e in prossimità dell'argine destro del Canale dei Cuori. Al passante frettoloso sembrano ruderi insignificanti, considerato il loro degrado e abbandono, ma non è proprio così. Il comune di Chioggia, per tramandare ai posteri l'importanza che ebbe questa torre, le sue vicende e il borgo di cui faceva parte, chiamato Bedia, poi Badia e in seguito Bebe, nel 1922 murò una lapide nella quale si ricordano i maggiori eventi storici veneziani ad essa legati. La lapide, ormai poco leggibile, posta sul frontestrada della torre, ricorda che la costruzione, non si esclude inserita in un fortilizio, fu eretta dal doge Deodato Ipato forse nel 755, in una posizione strategica per difendere la via d'acqua che dall'Adige portava a Chioggia e alla laguna e il percorso via terra che da Monselice, passando per Conselve, andava ad allacciarsi con la prima seguendo il Brenta. In particolare, con la sua altezza, qualcuno presume di 30 metri, poteva controllare il ramo del Brenta Medoacus Minor, che andava a sfociare in laguna. Dopo la sua costruzione, la torre fu assalita dai Franchi e dagli Ungheri negli anni 800-810, da Adriesi e Ravennati tra il 1010 e il 1015, da Trevigiani e Padovani nel 1214 nella lotta per il Castello d'Amore, estremamente difesa dagli abitanti di Chioggia sotto la guida di Marco Cauco. Nel 1256 da qui partì la crociata indetta da Papa Alessandro V per liberare il territorio padovano e parte del Veneto da Ezelino III da Romano, vicario imperiale di Federico II. Nel 1379, nella guerra detta di Chioggia, tra Venezia e Genova, la torre fu occupata dai genovesi e poi ripresa dai veneziani guidati da Vettor Pisani e Carlo Zen nel 1380. Lo storico Pietro Morari, nella sua Storia della città di Chioggia, scritta nel XVII secolo, ricorda che Bebe era stato un luogo molto abitato e frequentato, addirittura con 2 chiese, ma già al suo tempo sembrava distrutto e la torre era già diroccata.